E salutiamo, buonasera, il secondo appuntamento alla Iader Jacobelli, tribuna elettorale. Siamo con Patrizia Marongiu, che ha risposto al nostro appello, la dottoressa Patrizia Marongiu, espressione del Partito dei Comunisti Italiani, per chiarire il raggruppamento che fa capo a Diliberto. È una biologa super professionalizzata con dottorato di ricerca, che significa 3 anni dopo la laurea più il master, eccetera eccetera. Ha tempo in più e lo spende in questa campagna elettorale ed è al 10° posto della lista Rivoluzione Civile, che fa capo al prestigioso magistrato Ingroia. Sotto le cui insegne si raggruppano il Partito dei Comunisti Italiani, Rifondazione Comunista, l'Italia dei Valori, i Verdi, schegge impazzite della società civile o meno impazzite. Diamo subito la parola per vedere un pochettino di completare la presentazione di questa donna in politica. Allora, come hai già detto, sono del Partito dei Comunisti Italiani e abbiamo diritto al progetto lista Rivoluzione Civile con Ingroia. Quindi è una lista, è una coalizione che raggruppa partiti storici della sinistra e la cosiddetta società civile, cioè persone che si sono impegnate nel sociale e che hanno deciso di aderire a questo progetto. Nomi in Sardegna? Nomi in Sardegna abbiamo per esempio il nostro capolista alla Camera, Antonello Pirotto, che è operaio della COA. Lo ricordano tutti perché è quello che ha diciamo così, apostrofato in maniera, diciamo così, non gentile il ministro Castelli. Comunque gli ha detto Castelli ci ha rotto i coglioni. Sì, gli ha detto così. Però anche lui non ama essere ricordato per questo, ma più che altro per tutte le battaglie che ha fatto insieme agli altri, dalla marcia del lavoro, insieme ai compagni di lavoro, ma anche insieme a tutte le altre forze di lavoratori che si sono ritrovati in questa crisi, disoccupazione, cassi integrati, aziende che chiudono, e quindi questo per esempio è un rappresentante della società civile. Abbiamo Ilaria Cucchi nella nostra rivoluzione civile, che si è battuta per i diritti anche dei carcerati, e abbiamo tanti personaggi che possono solamente fare onore, quindi che non hanno fatto i politici di mestiere, che però rappresentano quei cittadini che pensano che l'impegno per migliorare la società in cui si vive sia importante, e aderiscono insieme a dei partiti politici, dei partiti che, quindi questo sta a significare che non tutti i partiti possono essere visti come vengono visti adesso. Tutti i partiti sono uguali, quando vanno al governo ognuno fa il proprio interesse, e questo non è vero, perché quando ci si presenta a una competizione elettorale con partiti rappresentati da persone che hanno le mani pulite ma anche le mani libere, pulite perché non sono corrotti, ma libere perché non devono rispondere a nessuna lobby, noi siamo convinti che questo possa premiare. Della sinistra è una forza di sinistra, ovviamente, e quindi questo di sinistra perché la rivoluzione nel sociale, nel culturale è quello che noi vogliamo portare con questa coalizione. Dico, si parla di una sinistra fondamentalmente
divisa, manca un riassunto che porti la sinistra ad essere proposta di governo alternativa, unitaria, che si rifaccia alla società civile. Abbiamo visto nello sviluppo delle primarie il dibattito polarizzato attorno alle figure di Renzi e di Bersani, poi la sintesi che ha portato al raggruppamento tra il PD e Sinistra Ecologia e Libertà di Vendola. Abbiamo la sinistra giudiziaria, come è stata definita in un recente articolo di Boselli, dando questo giudizio forse immotivato per via di questo leader non leader che è l'estremamente pacato Ingroia, magistrato di elevato profilo internazionale. Era a Panama a coordinare il pool investigativo contro le mafie internazionali, traffico antidroga. Personalmente ne abbiamo parlato avendo posizioni diverse. Io ritengo che anche Grillo sia avvicinabile alla destra e alla sinistra, e la domanda che mi viene di fare è questa qua. Constatando una differenza di posizioni, cioè fondamentalmente, per come la vedo io, una mancanza di sintesi precedente alla costruzione di un progetto politico, mi suona difficile in qualche modo vedere che tutte quante le forze politiche di destra e di sinistra, no, sono contro l'IMU. Cioè c'era possibilità di avere non un passo in avanti di Ingroia, ma uno star fermo e partecipare a questo raggruppamento vasto della sinistra. Cos'è che è mancato nella sintesi politica? Cioè Italia dei Valori si è capito che uno degli scontri forti è stato appunto sulla posizione di Ingroia relativamente alla trattativa Stato-mafia e al ruolo del Presidente della Repubblica. Ma è incomprensibile, no? È molto più facile parlare del corvo di Wikileaks in Vaticano che ha portato alle dimissioni sulla santità. Però dico, assieme, no? Mettiamoci d'accordo sull'IMU e facciamo quali sono le differenze? No, vabbè, le differenze o le comunanze, cioè in effetti, cioè uno pensa, la tua domanda mi dice che come mai tante sinistre? In effetti è questo. Allora io parto già dal presupposto che il PD è da tempo che non è più sinistra, e in effetti è centro-sinistra, ma un centro-sinistra dove la sinistra piano piano è venuta a mancare, e te ne parla una persona che proviene dal PC, è passata attraverso il DS, PD, e li ha lasciati proprio perché si è resa conto anni fa che non era più possibile stare in un partito dove praticamente la sinistra non aveva più voce. Quindi io sono convinta appunto che quindi non ci siano state politiche di sinistra nel partito di Bersani, nel PD. Infatti abbiamo visto che con la caduta del governo il PD ha appoggiato tutte le manovre di Monti. Appoggiando le manovre di Monti ha fatto sì che questo governo rimanesse in piedi e applicasse tutte quelle leggi che hanno indebolito i lavoratori. L'articolo 18, la riforma Fornero e l'articolo 8, quindi hanno praticamente tolto tantissimi diritti. Quindi, l'articolo 8 è la rappresentanza sindacale. Quindi che cosa è? Sì, e quindi che certo. E allora, e questo già, voglio dire, la dice lunga. Un partito di sinistra non può smantellare tutte quelle conquiste che sono state fatte con l'Italia del 1970, che promulga la legge 300, lo statuto dei lavoratori, è la stessa Italia
della seconda e della terza repubblica, no, non è più... dal punto di vista proprio della dialettica sociale ed economica? No, non è più certo la stessa Italia, in un certo qual modo è un'Italia che ha dei problemi ancora più seri, e dove con continue piccole riforme, non tutte insieme ma piccole, si è andato praticamente ad abbattere e a togliere tutti i diritti piano piano. Non ti potevano togliere tutti i diritti insieme, ci sarebbe stata una sollevazione popolare. Invece si è iniziato con leggi di flessibilità, cosiddetta flessibilità, introducendo una miriade di contratti di lavoro che sono... Queste le leggi Biagi. Sì, cosiddette Biagi, perché poi il progetto Biagi era molto più articolato comunque. E piano piano la sinistra non ha fatto da argine, quindi il PD non è riuscita a fare da argine. Non dimentichiamoci che invece i governi sono caduti anche per queste cose, cioè per certe politiche. Quindi ricordiamo praticamente che il PD piano piano è andato verso il centro in nome di dare una stabilità o di uscire da una crisi, tra l'altro negata fino all'ultimo. Quindi non è che ciò che non ha fatto il governo Berlusconi l'ha continuato a fare il governo Monti, certo con delle differenze, ma sostanzialmente non si è risanata la nostra situazione economica. In un anno. In un anno certo non si poteva fare, questo siamo d'accordo, non si poteva fare, ma la scelta su cosa si debba fare anche economica è una scelta ideologica. Cioè tu sei andato a toccare, le tasse le hai messe sui poveri, non le hai messe sui ricchi, non si è pensato a una patrimoniale, cosa che noi di Rivoluzione Civile vogliamo introdurre. Chi guadagna di più, chi ha di più deve pagare di più. Si è introdotta l'IMU in maniera indiscriminata, se vogliamo. Cosa propone adesso? Tutti i partiti l'hanno votata tutti. Il PD su questa linea qua, chi ha di più deve dare di più. Cioè, sì, però, è il fronte unico. Il fronte è unico, però non viene messo in pratica. Okay. Non viene messo nel programma c'è, ma non viene messo in cioè, pratica. Noi abbiamo l'unico partito che era al governo, che è l'IDV, che è l'unico che si è opposto al governo Monti in maniera strenua, non votando nessuna delle leggi. E quindi questa ci sembra la nostra coerenza. Noi purtroppo siamo stati esclusi per una legge di Porcellum che ci ha in qualche modo esclusi dalla nostra rappresentanza, per cui ci presentiamo assolutamente nuovi a questa competizione elettorale, e se non nuovi, cioè come persone coerenti che vogliono portare avanti un programma che è completamente differente da quello che si sta attuando in questo momento. Quindi questa è la differenza. SEL si è alleato con il partito di Bersani, quindi vuol dire che ha rinunciato a una parte di sé. A pensare che se Di Pietro non avesse rotto la foto di Vasto, okay? Se non avesse continuamente attaccato Napolitano come gli in faccia, diciamo, Bersani, probabilmente Rivoluzione Civile a questo punto non sarebbe neanche nata come... No, non è proprio così, perché no, non è proprio così, perché per poter aderire a una coalizione devi avere praticamente un programma che tu accetti e che deve essere poi portato a termine anche con una certa coerenza. Allora noi, essendo praticamente una coalizione appena nata, avevamo anche una contrattualità di voti inferiore a quella che evidentemente poteva dare questa coalizione. Soprattutto Bersani doveva rispondere a chi nel suo partito ha un pensiero centrista, e quindi non vedeva bene l'ingresso di una sinistra come PDC e Rifondazione al suo interno. E quindi non è proprio così, diciamo che non hanno voluto questo apparentamento, e adesso io non so Vendola cosa farà, o perlomeno so benissimo
che appena finite le elezioni sono convinta che molti molleranno assolutamente, perché non possono andare con Monti. Anche oggi hanno detto che assolutamente loro, Fassina ha detto che assolutamente loro appoggeranno Monti anche se dovessero vincere al Senato. Quindi cosa vuol dire? Che c'è una continuità. E certamente... Ha detto così Fassina? Sì. No, perché la domanda l'abbiamo riflettuta in altre circostanze, cioè il problema oggi è trovare delle risposte a dei problemi che sono immediati. Andremo dopo le elezioni a fare una legge di bilancio, quale che sia, una legge di bilancio che rispetti il fiscal compact per magari rinegoziarlo, perché questo qua lo vogliono tutti, perché si è capito, no? La Grecia... Noi non lo vogliamo. Sì, no, alla negoziazione, certo. So bene, no, però qua siamo e qua dobbiamo realisticamente giocare con le variabili politiche della realpolitik, no? Del senso dello Stato. Il Presidente della Repubblica va eletto con maggioranze qualificate, va eletto secondo una tradizione con il consenso massimo di un Parlamento che si annuncia molto weimariano, nel senso all'insegna di una probabile instabilità. L'ipotesi che Grillo abbia una consistente presenza all'interno del Parlamento dice che ci sono delle forze di controllo politiche all'interno che certe porcherie non le consentiranno, no? Perché una cosa è dire l'antipolitica, un'altra cosa è dire quanta antipolitica in 3 regioni che sono crollate e sono quelle forti, il Lazio e la Lombardia, si capisce dove l'antipolitica stia. La legge elettorale che deve essere cambiata per dare una rappresentanza effettiva del paese e sottragga ai partiti questo strumento vergognoso che la nomina di persone che sanno di essere elette e altre che fanno i donatori di sangue. Ecco, queste cose qua ci sono. Un'altra cosa è che comunque le forze democratiche, da Monti, l'arco costituzionale da Monti i movimenti in ottavo, no? per dirla, i centri sociali per dirla, devono considerare che lasciare potere a Berlusconi e alla Lega significa confrontarsi con una forza eversiva. Rispetto a questo momento storico che richiama l'arco costituzionale della Italia del dopoguerra, dove c'erano monarchici e comunisti assieme nel governo, no? Gente che ha votato l'articolo 7 l'articolo 11 dei patti lateranensi piangendo, Teresa Noce per dire, come cosa, esprimendo tutto quanto. Questi passi indietro chi li deve fare? Un progetto fatto di slogan o un progetto di realtà? Il Presidente della Repubblica chi lo eleggerà? Quale Parlamento lo eleggerà? Questo sicuramente si vedrà dopo le elezioni chi lo eleggerà. Noi in questo momento stiamo cercando assolutamente di portare avanti quelle che sono le nostre proposte, che sono proposte reali per governare e quindi non sono proteste, ma sono proposte. Il problema è reale. Bersani invoca il voto utile, no? Voto utile è semplicemente il voto che uno dà perché sia utile alla sua causa. Non esiste un voto utile perché non ha senso. Con la nostra legge elettorale poi ha ancora meno senso il voto utile, perché tra PD e Berlusconi, cioè se noi dovessimo dare i nostri voti al PD, poi il premio maggioranza, poi dopo verrebbe e contribuiremo a
premiare il secondo, che sarebbe poi la lista di Berlusconi, quindi anche questo non ha molto senso. E questa legge elettorale deve essere assolutamente cambiata, perché con questa legge noi sappiamo già chi siederà in Parlamento a grandi linee, sappiamo già chi saranno gli eletti, quindi sapremo già chi sarà in Parlamento, e il cittadino a questo punto anche qualche sì, ministro, e anche già qualche ministro, perché ovviamente le posizioni sono quelle, in lista si sa già chi più o meno farà il ministro. Quindi questa sarà una delle prime cose da cambiare assolutamente, cioè, questa legge elettorale che non permette al cittadino di scegliere i propri rappresentanti, come invece dice la nostra Costituzione. Noi abbiamo praticamente un programma che non è altro che l'attuazione della Costituzione italiana, perché nella Costituzione italiana c'è quello che c'è nel nostro programma. La lotta partigiano della Costituzione, si dice in Gruia. Certo, partigiano della Costituzione. Ingroia è il magistrato che ha catturato Riina, quello che si è occupato della cosiddetta trattativa Stato-mafia, una persona che ha fatto il magistrato con profonda serietà e competenza. Gli è stato chiesto di contribuire a questo progetto esponendosi in prima persona. Anche a noi non piacciono i personalismi, no? Però con questa legge elettorale siamo costretti ad avere lista in Gruia, non perché non ci piace in Gruia, che ci piace molto e siamo molto contenti che ci rappresenti, però avremmo potuto avere semplicemente una lista rivoluzione civile, dove avremmo potuto indicare come premier Ingroia. E si è prestato, diciamo così, io penso anche con grande spirito a questo progetto, e ne è garante di un programma che è stato sottoscritto da tutti e che si vuole portare avanti. Con chi potremo attuare questo? Con chi andremo? Andremo con chi vorrà fare il nostro stesso percorso. Non potremo mai appoggiare partiti che vogliono fare un percorso diverso dal nostro. Cioè, se noi ci troviamo a dover decidere su alcune cose che ci trovano d'accordo, certamente avranno il nostro appoggio. Questo non è possibile. Se non si vuole riformare l'articolo 18, non possiamo dare il nostro appoggio. Se non si vuole riformare completamente la scuola, non potranno avere il nostro appoggio. Cioè, sono delle scelte, per esempio noi sono riforme strutturali che vanno fatte, si avrà la forza politica per fare delle noi speriamo di averla, per quello noi chiediamo agli elettori proprio questo, di darci la forza politica per poterlo fare. Solamente avendo un numero consistente di rappresentanti possiamo farlo, se no ovviamente ci alzeremo una volta a chiedere, cercare di convincere. Io certo, come elettore storico della sinistra dicono che ci sono due ipotesi, le ho stilizzate in qualche modo: l'esigenza di una condivisione con forze centriste, liberali, del rigore europeo, Casini, Fine, per fare argine contro il vero populismo della Lega e di Berlusconi, e l'ipotesi un pochettino più distante, anche per l'infame legge elettorale che abbiamo, evitando di ripeterci del perché, con ipotesi molto meno accreditate, che si possa avere una sinistra di governo stabile, eccetera, eccetera. Me lo auguro, però non lo so. Penso che il comitato di Pietragrillo qualche cosa in più la potrà dire.
Il discorso è un programma che si propone, bello, pensato, parrebbe che quello di Oscar Giannino sia stato promosso da centro economisti, fattibile, eccetera, eccetera, no? Il problema è capire che noi abbiamo un 40% di surplus di costo su ogni appalto che va in corruzione. Appunto, Che no, è appunto che è una quello cosa, no? che tu dicevi, la sinistra giustizionalista, mi hai detto, no? Giudiziaria. Allora perché? Poi nel caso, completo la riflessione, è che il caso della pianificazione integrata d'area, quella di Ottana, che doveva portare 3.000 posti di lavoro con un intervento sostenuto dalla regione, dal credito industriale sardo a privati, vediamo una bellissima classe politica che vagliano progetti di pirati che arrivano lì, prendono le tranche dei finanziamenti e vanno via. Poi si sono resi conto e hanno bloccato 80 milioni di... Cioè le risposte politiche si danno attraverso una ridefinizione del patto di stabilità e capire come funziona, mettere a correre i finanziamenti europei, ed è un'altra cosa che bisogna capire come funziona, le risorse di questi piani integrati d'area, questa pianificazione che dimostra l'incapacità del ceto politico e del ceto burocratico assieme. Cioè, non si ha capacità politica, qualche risposta bisogna dare, no? Riusciamo a immaginare una guida politica in queste divisioni qua? Nella nostra non c'è una divisione. Allora, ti rispondo prima perché hai detto sinistra della giustizia, no? Giudiziaria, quasi come se paura del giudice. Allora, noi ci criticano perché abbiamo un magistrato e invece non ci si scandalizza perché ci sono corrotti e condannati in Parlamento. Questo lo dico. Allora, giudiziaria non è un termine che mi piace. La giustizia intesa nell'accezione più alta vuol dire che lotta alla corruzione, lotta alle mafie. Non è possibile che falso in bilancio che Berlusconi chiede che venga ripristinato. Poi l'ultima boutade di Berlusconi è stata quella che si debba pagare la cauzione, quindi avranno giustizia solamente solo i ricchi. Ci manca soltanto il tempo per un secondo. Un augurio in bocca al lupo a Patrizia, la sua passione. Adesso andrà a Sassari per un dibattito. Salutiamo. Grazie. Grazie.